Yo! Due volte? Nah. What? K.O. Girase. Shout out to my boy Samu Zappa. Samu che ha consigliato l'auto e il meteo. È il primo che consiglia il meteo. E grazie Samu per il consiglio. Lexus LFA. Bam bam. Come sempre controlliamo l'interior. Questa qua è un'auto di lusso. Guardate che roba. Tutto clean, tutto a posto. Tutto giallo e nero dentro. Sembra una Vespa gigante. Cattivissima. E niente, come al solito vediamo come va. Type-C. Oggi volevo provare una parte della mappa un po' diversa, visto che partiamo sempre dallo stesso spawn point, quindi oggi guidiamo da qua, così magari vediamo, esploriamo anche altre parti della mappa. Type-C. Questa qua dai, è una bella Lexus, è una mod, non è Kunos. Questo tuning dell'auto, della Lexus, si chiama Special Nürburgring. Really, nigga? Speciale Nürburgring, ok, vabbè, quella pista tedesca la metto là, Nürburgring, vabbè, quella là. Quindi sì, stiamo andando su questa parte, su questa parte della mappa, è quella a nord-ovest. Io non vengo spesso qua, quindi non so dove sto andando, sinceramente. Come al solito andiamo solo con i vibes, no bullshit. Quindi sì, adesso non so dove sto andando. Dove andiamo? Boh, destra, sinistra. Andiamo qua. Gli scorsi episodi sono andati bene, dai. La serie sta prendendo un po' di momentum, sono contento. No. Bitches. Sì, sta andando bene la serie, sono contento, dai. Cambiamo un po' visuale, andiamo un po' prima persona. Non c'è acqua nel tunnel, quindi giustamente non si vede. La pioggia. Ok, adesso sì. Tra l'altro per il PC, tanto la Tokyo Tower, come posso, ormai. Aspetta, non è neanche la Tokyo Tower. Ma dumbass. Sì, per il PC sto facendo un po' degli upgrade. Intanto, per la RAM sono passato da 16 a 32 perché Assetto Corsa nei server online prende molta RAM. Cioè, per il server di Noesi a me consuma 21 giga su 32. Porca miseria. È tantissimo. Invece gli altri easy, 7-8 giga ce la fai. Comunque sì, grazie a Samu che ha consigliato il meteo, è il primo che ha consigliato il meteo. Là c'è la Tokyo Tower, ma io ormai è cultura, è tradizione. Io parlerò sempre di Tokyo Tower su ogni video, ormai è là. Dai sì. E niente, sì, con la pioggia. Ho fatto il video parte 6, guardatelo se non l'avete guardato, con la Civic con la pioggia di notte. E come ho detto 100.000 volte, con la pioggia è tutto diverso, è molto meglio. Ok, per la pioggia ho appena alzato il livello, sono andato da pioggia leggera a pioggia pesante, quindi ora dovremo vedere più acqua in teoria. Ho paura, vediamo adesso, perché sarà anche scivoloso. No, sarà molto scivoloso adesso. Ecco, con la pioggia, con la quantità di acqua si nota già subito la differenza. Siamo andati da 50% di pioggia a 80%. 100% è da pazzi, è inguidabile, che è il preset che c'è nel tornado. Perché come meteo c'è anche tornado. Ma tornado is crazy, Brian, ok. Tunnel. Però... Ecco qua. Ormai ogni video è un incidente. E niente, sì dai. Come al solito. Se lo cambio un po'. Poi si vedono anche le pozzanghere, se vedete. Sul lato della strada fa anche le pozzanghere, è un bel dettaglio. E seguito sulle pozzanghere non solo schizza, vabbè grazie, ma è anche più scivoloso, in teoria. Questa qua è una bella Lexus. Sarebbe... ecco, avete visto che ho preso le pozzanghere e sono scivolato. Questa Lexus speciale Nürburgring, speciale... Sì, è bella da guidare, ma io dico sempre due cose. Aspetta, qua andiamo verso destra, così torniamo ai pit dove partiamo di solito. Allora qua piano, tanto aspetta, abbiamo gli abbaglianti. Sì, qua andiamo verso destra. Comunque sì, la pioggia è fatta bene anche qua, dai. Come pioggia, come preset ho messo high quality, quindi abbiamo la pioggia in HD, crazy. Qua dobbiamo stare attenti, piano. Prima ho preso una pozzanghera e sono scivolato, giustamente. Comunque, aspetta, andiamo un po' in terza persona.
Anche per la fisica della pioggia è fatta bene perché scivolo. Io sento proprio sul volante che l'auto tipo scivola dietro, perché questa Lexus è una rear wheel drive a trazione posteriore, quindi il posteriore scivola, cioè qua sono pozzanghere. Ecco, visto? Sì, visto? Che se becchi tipo l'acqua fa gli schizzi, ecco. Sì, quindi dai, stiamo attenti. Ok. Ogni volta che vedete tipo quegli schizzi, io sento il volante che scivola un po', perché perdo il grip, trazione. It's crazy. Sì, comunque a livello di fisica ha molti dettagli, è veramente un bel gioco. Lo dico su ogni episodio, lo dico, ma è vero ragazzi, Assetto Corsa veramente, anche con la mod, che la community fa sempre cose pazzesche, perché se abbiamo queste piste qua, la pioggia, tutte queste mod grafiche, è tutto grazie alla community di appassionati che fa queste cose qua, è fantastico veramente. Come sempre vi metto nella visuale del passeggero, solo che io devo cercare di evitare col POV del passeggero. Non vedo, io ora non vedo niente veramente, però voi ora siete passeggeri della Lexus LFA TG. Oh. Sì, sto guidando da dietro, non vedo niente. Però sì, voi ora siete passeggeri, quindi prendete pure un caffè, rilassatevi, tanto guido io. Godetevi pure la visuale, la pioggia col suono, se avete le cuffie. E niente, e vi porto un po' a Tokyo. Adesso per il pit andiamo a destra. Ora... sono scivolato. Per le pozzanghere. Visto? È quello che vi dicevo. Se vado sulle pozzanghere, perdo il grip. Scusate ragazzi, scusate. Torniamo in terza persona. Ho fatto scendere i miei passeggeri perché mi hanno messo una stella su Uber. Non li biasimi. Allora, qua è da dove partiamo di solito. Come potete vedere, ora. Quindi io direi di... come sempre. Facciamo un giro, accostiamo qua. Ok, accostiamo. Mettiamo neutrale. 4 frecce. Boy. Cintura. Boy. E sì, questo era Veneto a Tokyo parte 7. Taichi. Grazie a Samu che ci ha dato il consiglio per l'auto. Certo, ma voi Samu Zappa sul piede. Niente, come sempre, se avete altre auto da consigliarmi e meteo, aspetta, vi faccio vedere così magari è più semplice per voi. Allora, ve la zoomo, questa è l'app del meteo, ok? Abbiamo pioggia pesante, uragano, l'uragano, se vedete gli alberi dietro col vento, eccetera, Dio, tornado, abbiamo sole, abbiamo nuvoloso, abbiamo tanti meteo. Quindi scrivete sotto che meteo volete vedere. Kane, goddamn, Kane, pull up with a Porsche nel tornado. Porsche nel tornado. Nah, it's crazy. Comunque sì, come sempre vi lascio i miei social. Seguitemi su Instagram per favore, seguitemi, followatemi su Instagram. Faccio video meme su Assetto Corsa, GTA, tanto qua gli NPC, insomma boy. Kane out. Play the outro now.